Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta con Ore 13. Dunque oggi abbiamo un'occasione particolare e fondamentale per capirne di più della legge di bilancio, perché entreremo nel dettaglio. Lo vedete, fisco, novità per cittadini e imprese, quindi è molto interessante. Cercheremo come sempre di farlo in maniera semplice perché sia comprensibile a tutti, a partire da me. Buongiorno, ben trovata Letizia Vendrame, Commissione Diritto Tributario dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso. E buongiorno al dottor Luciano Francini, consigliere dell'Ordine Commercialisti di Treviso. Buongiorno. Allora, vi ricordo anche, per intervenire in diretta, come sempre, a ore 13 lo potete fare chiamandolo 0422 1626 798, se avete dubbi, non sapete, tra le tante cose che magari non sono state affrontate in queste settimane, perché sappiamo che nella legge di bilancio, anche se ci sono poi decreti attuativi di cui abbiamo discusso negli ultimi giorni, ci sono solo quota 100 reddito di cittadinanza, in realtà ci sono molte altre cose che sarebbe bene approfondire. Allora, dottor Francini, cominciamo perché una delle notizie importanti che forse sono state anche il volano per il mondo dell'edilizia, no, negli ultimi anni, ribadito proprio dai numeri del comparto, è quello delle agevolazioni per le ristrutturazioni, casa. Lì cosa c'è? Allora, non ci sono novità sotto l'aspetto della tipologia di interventi, ma c'è una serie di proroghe di misure di detrazioni, nel senso che noi abbiamo una normativa di base che consente interventi di ristrutturazione, di recupero degli edifici, che danno un beneficio, una detrazione in particolare di un 36% sulla spesa che si sostiene per questo tipo di interventi. Spesa che a regime, cioè la normativa di base, prevede non possa superare i 48.000 euro. Abbiamo però altresì delle norme che hanno incrementato, aumentato queste aliquote nel tempo, e la legge di bilancio proroga, diciamo, il mantenimento di queste aliquote ad importo più elevato. In particolare abbiamo che gli interventi sugli edifici, quelli di tipo ordinario, come manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, recuperi, risanamenti conservativi, beneficiano quest'anno continuano a beneficiare di un'aliquota del 50%, con un limite spesa massimo di 96.000 euro. Vuol dire che io su 96.000 euro posso recuperare sotto forma di detrazione d'imposta. In 10 anni? In 10 anni, quindi rateizzando sulla dichiarazione dei redditi, certo, 730 modello unico, rateizzando un importo di 48.000 euro, quindi 4.800 euro all'anno possono essere detratti, ovviamente a condizione poi che ci sia capienza sull'imposta lorda che io vado a determinare sul mio reddito. Posso beneficiare di questa agevolazione. Questa è, diciamo, la situazione di base. Poi nel corso degli anni si sono innestati su questa agevolazione altri interventi che prevedono aliquote anche maggiorate, e sono quello principale è quello di intervento di risparmio energetico, esatto, sugli edifici. Il famoso cappotto, no, dell'abitazione, per esempio dell'appartamento. Piuttosto che la sostituzione di impianti con impianti più efficienti, caldaie, quindi la caldaia, diciamo di classe A, piuttosto che pompe di calore o via dicendo. E su questo tipo di interventi spettava fino all'anno scorso, quantomeno fino al 2017, un'aliquota generalizzata del 65%. Qua il limite di spesa varia a seconda del tipo di intervento. Quello completo, diciamo, se uno interviene su tutto l'immobile, su tutto l'edificio, il risparmio massimo è commisurato sempre su 96.000 euro di spesa. Quest'anno però hanno declassato una serie di interventi che ormai erano entrati, diciamo, nella routine degli interventi, che sono la sostituzione degli infissi, delle schermature solari, il cambio della caldaia di classe A, la sostituzione o l'acquisto di una caldaia a biomasse. Questo tipo di interventi, pur rientrando, diciamo, nella normativa di risparmio energetico, sono stati declassati con una detrazione del 50%. Cioè, diciamo, non hanno più il 65%, non hanno più il 65%, ma il 50%. Ma è importante che ci siano ancora, perché comunque ci sono ancora, il 50% è sempre una detrazione comunque importante, certo, anche se poi si recupera, ripeto, in 10 anni. E, diciamo che è stata
nel 2018 altri provvedimenti hanno allargato il 65% ad altri tipi di interventi, tipo installazione di impianti di comando della termoregolazione a distanza, come pure, mi scusi la parola, ma microcogeneratori. Cosa significa? Un impianto di microcogenerazione è quell'impianto che insieme al calore genera energia elettrica, quindi sono impianti che chiaramente ad alta efficienza energetica, perché nei momenti in cui non riscaldano l'ambiente producono energia, e questi sono stati introdotti e sono agevolati appunto al pari di quelli al 65%, al pari diciamo, degli interventi più importanti. Inoltre dobbiamo affiancare a questo tipo di interventi tutto quell'insieme di norme che consentono diciamo, all'immobile, al fabbricato, di acquisire una sicurezza sotto l'aspetto della antisismicità. In particolare qui arriviamo ad aliquote del 70-80% e addirittura per il caso dei condomini, quando l'intervento riguarda tutto un edificio, quindi le parti strutturali di un condominio, arriviamo a un risparmio del 75-85%, e qui addirittura in 5 anni. Quindi di fatto, se noi pensiamo all'aliquota 85%, si capisce bene che è un'opportunità. Che praticamente è quasi a zero. È quasi a zero. Se spendo 100 mi torna 85 in 5 anni. In 5 anni mi resta un 15%. Però parliamo chiaramente di spese anche notevoli, perché rendere antisismico magari una struttura che non lo è, oppure aggiornarla, no? Modernarla un po', perché magari anche vecchie strutture hanno bisogno di ritocchi. Questo chiaramente poi... sotto l'aspetto strutturale, quando si interviene su questi aspetti, chiaramente la spesa è più importante, ed è per questo che la norma consente ha alzato il limite di spesa a 136.000 euro. Quindi questo, ecco, volevo capire se è aumentato rispetto al precedente, una sensibilità diversa magari rispetto al passato. Ed è accompagnato con diverse, diciamo, norme di intervento anche sulle singole unità abitative che fanno parte del condominio, in modo tale che un intervento può essere coordinato fra parti comuni e parti, diciamo, dei singoli condomini, in modo da beneficiare in maniera quasi totale del rimborso di fatto della spesa che si sostiene. Aggiungiamo anche a questo che questo tipo di spese, cioè gli interventi antisismici, la relativa detrazione può essere ceduta a terzi. Cosa vuol dire questo? Io che sono un pensionato, oppure ho un reddito tale per cui quella somma annuale di risparmio che mi consente la detrazione è superiore all'imposta che io assolvo, quindi perderei la detrazione in questi casi. Certo. La posso cedere ai miei fornitori, ai fornitori che sono intervenuti nella... Cioè l'azienda che viene a farmi il lavoro, esatto, per esempio, ma via che di quindi più, avrebbe l'agevolazione fiscale. Per i soggetti, diciamo, cosiddetti incapienti, cioè pensionati che non versano assolutamente imposta, perché la detrazione per reddito di pensione copre interamente l'imposta lorda, cioè non avrebbero assolutamente capienza. Questi soggetti possono addirittura cedere i propri crediti ad un istituto di credito, cioè una banca. Sotto questo aspetto... Quindi diciamo, il pensionato magari è una persona che è particolarmente in difficoltà economica, oppure non ha un grande reddito, come diceva lei, che ha questa struttura, parliamo di un appartamento ma anche di una casa intera, che vuole ammodernare, sistemare dal punto di vista di tutte le leggi per antisismiche, lo può fare cedendo questo credito magari o all'azienda stessa o alla banca che lo aiuta. O alla banca, o anche ad un terzo, che può essere ad esempio anche un altro condomino, magari. Certo. Nell'ambito di un condominio chiaramente si fa il lavoro più unità. Certo, non hanno tutte la stessa situazione economica e reddituale, quindi magari qualcuno può farsi carico. Questo c'era anche prima, questa possibilità? Questo è dal 2017 che è entrato in vigore, sì. È un meccanismo un po' complicato, perché occorre intervenire in assemblea condominiale per disporre dei documenti, però è un percorso. Ma dal suo termometro è stata utilizzata questa agevolazione, cioè, quindi questo intervento? Mancano ancora, ci sono dei problemi, nel senso che non mi risulta purtroppo che gli istituti di credito siano preparati a un tipo di intervento di questo tipo. I fornitori dal canto loro troverebbero un meccanismo di dover finanziare di fatto per 5 anni l'intervento. Certo.
Però credo che io ci ho provato in un paio di casi e per dire non ci siamo accordati sul quantum. Ovviamente chi acquista il credito non lo vuole pagare per intero, vuole uno sconto pari quantomeno all'interesse che che realizzerebbe in altri investimenti, quindi deve esserci diciamo una sorta di contrattazione fra le parti. Il meccanismo però ancora non è molto noto e forse anche per questo che non ma al di là di di questo meccanismo che poi nel dettaglio, ma c'è chi ha fatto dei lavori, dottor, ce l'è arrivata dal... Sì, questi chi ha fatto, almeno chi ha sistemato... In termini sismici me ne risultano e proprio anche per beneficiare di queste aliquote che sono decisamente di favore, insomma, quindi... poi la norma ammette che unitamente agli interventi antisismici ci siano anche interventi di riqualificazione energetica, per cui sono interventi anche sicuramente importanti che si accompagnano a una serie di... che vengono scissi però a quel punto, no? Cioè, l'antisismico che può arrivare all'85%, l'altro al 65%. Perché c'è sempre il principio dell'incumulabilità, diciamo, della detrazione, quindi sì, viene sicuramente scisso. Certo. Allora, abbiamo detto quasi tutto sulla casa, immagino. O c'è ancora altro? Diciamo che restano a margine, per dire, il bonus verde, ecco, per completare, e il bonus mobili. Partiamo da quest'ultimo. Il bonus mobili è sempre un'agevolazione, una detrazione, diciamo, d'imposta. Comprende qualche cosa in meno rispetto al passato, o sbaglio? No, questa è rimasta, diciamo, come per il passato, solo che c'è bisogno, come dicevo prima, di comunicare all'Enea la sostituzione. Cioè c'è un passaggio in più? C'è un passaggio in più da fare. Cosa vuol dire comunicare all'Enea? C'è, come dicevo prima, dal 21 novembre dello scorso anno, una nuova comunicazione. Allora, tutti gli interventi di risparmio energetico entro 90 giorni dal fine dei lavori dovevano essere comunicati all'Enea per qualificare l'intervento, per dimostrare che effettivamente c'era un determinato risparmio in termini di efficienza energetica e quant'altro. C'è un tecnico di solito che interviene che per fa lui, sì, deve essere un perito è un tecnico che cura dà la pratica. possibilità di fare la pratica entro i 90 giorni. Per questo tipo di interventi, diciamo così, semplificati, cioè interventi che comunque comportano un risparmio energetico, l'acquisto di un frigorifero di classe A+, certo. ovviamente determina un certo risparmio sotto l'aspetto del consumo di energia elettrica. E è necessaria appunto una comunicazione su un formato diverso rispetto a quello più complicato sicuramente a cui siamo abituati, una comunicazione da fare all'Enea sempre entro 90 giorni dal fine dei lavori, quindi dall'installazione del frigorifero piuttosto che della lavatrice. Ecco, lo devo fare io o questa comunicazione? È una comunicazione che si presta al fai da te. Però, perché è semplice. È semplice. Quindi se comprate il frigorifero, dobbiamo spiegarlo, se comprate il frigorifero classe A+, ci vuole questa comunicazione. Ci voleva anche prima, magari ci pensava un tecnico, giusto? No, prima non era necessario. Prima non era necessario, adesso è diventata d'obbligo, diciamo. È sempre stata, quella all'Enea è sempre stata necessaria per gli interventi riguardanti il risparmio energetico, tipicamente sostituzione di infissi, tutto quello che era nel 65%. Certo. Però ci pensava e allora il geometra, l'architetto, il perito, o il perito, chiaro. Sì, o comunque il professionista che seguiva il lavoro di ristrutturazione si occupava al termine, entro i 90 giorni, al termine dei lavori ed entro i 90 giorni di fare questa comunicazione all'Enea. Certo. Adesso è stata estesa anche per la fruizione sostanzialmente del bonus mobili. Esatto, e bonus mobili insieme ad altri tipi di interventi, tipo anche il semplice cappotto che non determini magari quei benefici di risparmio energetico previsti dalla norma, quindi semplice sostituzione di cappotto però senza avere un risparmio che rientra nella norma. Quello deve passare comunque per l'Enea, ma sempre con la comunicazione semplificata. Ecco, cos'è questa comunicazione semplificata? Poi andiamo in pubblicità e le chiedo un'altra cosa. È un modulo, diciamo, da compilare online, uno si deve, diciamo, registrare al sito dell'Enea, lo può fare, ripeto, anche il privato cittadino oppure tramite un intermediario, ma non occorre che sia un tecnico particolarmente abilitato. Il punto è che comunque sono necessari dei dati tecnici che bisogna recuperare o presso il rivenditore se si tratta di un elettrodomestico oppure presso il proprio geometra che ha magari curato la comunicazione comune per
Però allora, è un passaggio in più, ma è abbastanza semplice. È abbastanza semplice. L'ultima cosa, poi andiamo in pubblicità e arriviamo anche, Letizia, al saldo e stralcio, lo anticipiamo perché a molti poi interessa, l'abbiamo detto più volte. Bisogna ricordare che per interventi di questo tipo ci vuole il bonifico. È vero, allora, perché sa quante volte è stato un problema? Quindi ho dovuto stornare per rifare il bonifico perché poi non era, perché a norma di legge dovrebbe essere così. Allora il bonifico soprattutto per gli interventi di ordinaria, diciamo ordinari sull'edificio e per quelli di risparmio energetico devono essere intestati alla norma di legge, quindi articolo 16 bis del testo unico per quanto riguarda gli interventi ordinari, 296 del 2006 per quanto riguarda gli interventi energetici. Devono poi contenere dei dati che comunque la banca conosce bene, quindi dati fiscali del beneficiario, partita IVA del beneficiario e codice fiscale di chi ordina il bonifico. Ecco, si dovesse sbagliare il riferimento oppure non fare il bonifico, non effettuare il bonifico secondo questi canoni, diventa un problema. No, rischiamo di perdere l'agevolazione, la detrazione. Si può recuperare in qualche modo, però dal momento in cui questi bonifici sono assoggettati a un'imposta, a una ritenuta d'acconto dell'8%, è diventato molto più difficile rifare, diciamo, il bonifico. Ah sì? Sì, occorre tutto un meccanismo, coinvolgere il fornitore. Da quando è successo questo? E questo è ormai credo 3-4 anni che c'è il bonifico, sì. Perché insomma io mi sono sbagliato una volta, per quello ho dovuto stornare, per quello. Non è possibile che l'autocertificazione per le finestre credo. Allora ci fermiamo un minuto, poi parliamo del saldo stralcio e anche il regime forfettario, perché è una delle cose che interessa moltissimo. Anche quei regimi per cui tra l'altro queste detrazioni purtroppo vengono perse, ma lo vediamo. Cioè quindi se ho partita IVA e sono nel regime forfettario? Non pago l'IRPEF e quindi non sono incapiente. Se cambio le finestre? Sono incapiente perché me le pago tutte. Sì. A tra poco. Ore 13, torniamo in diretta. Dunque, tra le cose più interessanti ancora di questa, tra le più sbandierate di questa legge di bilancio, vi ricordo anche la possibilità di intervenire, se volete 0422 1626 798, c'è il regime forfettario ma anche il saldo e stralcio. Da cosa partiamo? Partiamo dal regime forfettario. Anche secondo me, perché poi molti imprenditori, partite IVA, sono cose che interessano. Perché è importante sapere fin da subito che forfettario equivale appunto a una forfettizzazione del calcolo dell'imposta. Quindi ricavi, coefficienti di redditività, per i professionisti ad esempio 78%, sul 78% dei ricavi al netto dei contributi che io pago a titolo di previdenza, applicazione di un'aliquota del 15%, ricavi fino a 65.000 euro, e questa è una delle novità introdotte, modifiche introdotte da questa legge di bilancio. Chiaro che una soglia di 65.000 euro di ricavi fatturabili in un anno è una soglia che comincia a diventare importante anche per le piccole partite IVA e che può rendere appunto appetibile questo regime, che non è stato introdotto ex novo dalla legge di bilancio 2019. C'era, ma è stato aumentato, esatto, allargato. È stata tolta soglia. La differenziazione per categoria di codice attività, mentre prima c'erano talune attività che avevano era una possibile soglia per alcuni, non per altri, 25.000. questo concetto, giusto? No, il concetto è che per determinati tipi di attività c'era una soglia di fatturato di 25.000 euro, per alcuni, ad esempio i professionisti, 30.000, per altri si arrivava a 45.000 euro nell'arco dell'anno. Ora diventa 65, diciamo, per avvocato, artigiano, agente immobiliare. Esatto, ok. Allora, tolta questa differenziazione, l'accesso al regime è consentito qualora nell'anno precedente non siano stati conseguiti ricavi o compensi, e quindi attività di impresa così come attività di arte o professione, per un ammontare superiore appunto ai 65.000 euro. E dentro a questi 65.000 euro applicazione di un'aliquota del 15% sul imponibile forfettizzato. Cosa vuol dire questo, per ricollegarci a quello che abbiamo appena visto anche con il collega? Vuol dire che pagando un'imposta fissa, il 15%, 5% peraltro nei primi 5 anni,
che ha la natura... Quindi c'è una partita IVA nuova adesso, Sì, primo una gennaio nuova 2019, partita IVA, paga il 5%, per i primi 5 anni di attività. E se sfori i 65? Se sforiamo i 65 usciamo dal regime e andiamo in IRPEF per adesso, dall'anno successivo, Certo. salvo non eccedere per più della metà i 65. In ogni caso la legge di bilancio avrebbe introdotto a partire dal 1 gennaio 2020 un ulteriore regime cosiddetto semiforfettario della stampa specializzata per l'intervallo di reddito 65.000-100.000, certo. con un'aliquota in quel caso del 20%, senza ovviamente la riduzione perché parliamo di una fascia di redditi, di ricavi meglio più alta. Allora, forfettizzazione vuol dire però che tutte le detrazioni di cui abbiamo parlato finora le andiamo a perdere perché? Perché un'imposta del tipo 15% o 20% è un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'addizionale regionale, dell'addizionale comunale, dell'IRAP, il che vuol dire che sì, pago meno e in regime di flat tax potremmo dire su quel ammontare calcolato con il coefficiente di redditività per la mia... Però se cambio le finestre non mi ritorna il 50, non 65, non ho IRPEF, 50%. Esatto, siccome non ho IRPEF, cioè non ho l'imposta sul reddito persone fisiche per cui la detrazione è stata inserita, non posso avere nemmeno capienza per le detrazioni, allora diventa interessante l'eventuale discorso sulla cessione. Ok? Forfettizzazione quindi... Come dicevamo prima, esatto, ho capito. Esatto, forfettizzazione in questo senso con delle grandi agevolazioni in termini di semplificazioni fiscali, nel senso che chi aderisce al regime forfettario è tenuto esclusivamente all'emissione dello scontrino oppure della fattura o della ricevuta fiscale, dove indica che aderisce al regime, sta aderendo al regime forfettario, per cui abbiamo una frase che quando viene aperta la partita IVA deve essere riportata in calce in modo tale da segnalare al committente che si sta applicando il regime forfettario. Cioè c'è una frase standard che compare... Sì, applicazione, adesione al regime forfettario, legge 190-2014, come modificata adesso dalla legge di bilancio ultima. Non applicare l'IVA e nemmeno che non si applica l'IVA e si chiede la non applicazione anche della ritenuta. Domanda di rito adesso, perché secondo me chi la segue... La fatturazione elettronica per il regime forfettario. Queste sono parole sante, queste sono secondo me. Infatti una grandissima, anzi, allora devono avere la PEC, giusto? No, allora la cosa migliore da fare, allora, se do la PEC o do il mio codice identificativo, ipotizzando... Cos'è il codice identificativo? L'alternativa alla PEC quando abbiamo la fatturazione elettronica, in modo tale che confluisca tutto in un canale telematico che mi consente velocemente di estrapolare le mie fatture. Per dirla in termini molto molto semplici. Ipotizziamo che io dia la PEC, io sia un forfettario e do o la PEC o il codice identificativo, mettendo quindi il fornitore nelle condizioni di farmi la fattura elettronica. Forfettizzazione vuol dire anche che gli acquisti non rilevano, per cui io nel momento in cui mi faccio fare una fattura come partita IVA, automaticamente ricevendo in formato elettronico ho anche l'obbligo di conservazione digitale. Allora la semplificazione per i minimi è quella, la valutazione che chi aderisce al regime forfettario può fare è quella di non farsi fare la fattura in partita IVA, ma di farsela fare come soggetto privato. Diversamente ha l'obbligo di conservazione digitale delle fatture anche di acquisto, che non rilevano però per il forfettario, perché l'abbiamo detto prima, la forfettizzazione consiste nell'applicazione di un coefficiente di redditività che è la norma però che stabilisce. Però io ho capito che chi aderisce al regime forfettario non deve fare fatturazione elettronica, deve poterla ricevere, diciamo, deve poterla ricevere, ma se la riceve poi è soggetto agli obblighi di conservazione digitale. Conservare. Okay. Per quanto tempo? Per i fini civilistici sono sempre 10 anni, i fini fiscali occorre attendere i 5 anni successivi alla presentazione della dichiarazione per il termine dell'assolutamento. Ecco, grandissima, sì, prego. Resta sempre la facoltà ovviamente di emettere la fattura digitale anche per i forfettari che volessero adottare questo. Una volta che ne fanno una devono farla sempre oppure è una scelta che chiaramente saltuario, diciamo.
L'unico obbligo che hanno i forfettari di emissione di fattura elettronica è nei confronti della pubblica amministrazione. Quello è l'unico obbligo. Io quindi sono un forfettario che lavoro per l'università, un'università statale, ho l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico perché il mio committente in quel caso è l'università che mi va a pagare, quindi lì è l'unico caso di obbligo. Chiaro che per anche questioni di semplicità non è il caso di mescolare fatturazione elettronica e fatturazione cartacea, conviene proseguire, cominciare e quindi proseguire nell'uno o nell'altro modo. Allora facciamo così, ci fermiamo pochi istanti, ricominciamo da qui anche perché vorrei capire come sta andando con la fattura elettronica, ve lo posso chiedere, no? Perché è interessante secondo me. A tra poco. Ore 13, torniamo in diretta alle novità della legge di bilancio sul fisco per cittadini e imprese. Come sta andando con la fatturazione elettronica allora? Posso riferire intanto dell'andamento operativo della fattura elettronica. Inizialmente all'inizio d'anno ci sono state notevoli difficoltà, soprattutto non tanto da parte degli operatori nell'invio, nella predisposizione e nell'invio delle fatture elettroniche, quanto nella lavorazione, quindi i vari nodi diciamo, del sistema di invio e smistamento delle fatture elettroniche si sono un po' intasati, creando dei ritardi notevoli in quello che è il passaggio dal contribuente, da chi emette la fattura a chi dovrebbe riceverla. Ritardi che si sono verificati sia in capo alle software house, chi fornisce diciamo, il servizio di fattura elettronica diverso da quello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sia da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ricordo, è stato bloccato per soprattutto al 31 gennaio si è assistito a una coda enorme di fatture che sono ancora il Millennium Bug, insomma, quello famoso più o meno che... Molte fatture sono ancora là che aspettano di essere pescate dall'Agenzia delle Entrate per poter essere consegnate al destinatario. Adesso però sta funzionando, non c'è ricezione. Siamo in piena, secondo me, emergenza, nel senso che stiamo aspettando che queste fatture partite consegnate al sistema il 31 di gennaio devono ancora essere consegnate. Quindi siamo già... Che vengano evase, mettiamola così. Sì, perché ovviamente l'SDI lavora queste diciamo, fatture che sono là, che aspettano di essere pescate per poi essere trasferite ci sono vari nodi che creano quindi diciamo, ci fosse qualcuno code, ecco. Che nel mondo dei sogni paga prima delle scadenze, diciamo l'azienda non può percepire perché non c'è... Il problema qual è? Non è stata inserita nel sistema quella fattura? Nel sistema vecchio cosa succedeva? Io datavo una fattura, predisponevo la fattura il 31 di gennaio, ipotesi, la inviavo al mio cliente, arrivava sicuramente qualche giorno dopo, però il termine di pagamento decorreva dal 31 di gennaio. Ecco. Ora la fattura si è premesso nel momento in cui l'SDI la prende in carico di fatto, cioè nel momento in cui io la invio all'SDI. Che dovrebbe essere diciamo immediato. Dovrebbe essere immediato, ma ciò non è perché si assiste perché siamo al 5 febbraio e quindi sono ancora quelle del 31 gennaio la ferme. Sono la ferme. Però diciamo magari forse quelle di quei giorni lì, di quelle prime ore, ma quelle che vengono mandate ora al sistema? Dei rapporti questa fattura porta la data del 31 di gennaio perché è stata inviata effettivamente il 31 di gennaio, quindi dovremmo un po' salvare diciamo, la situazione anche sotto l'aspetto dei pagamenti, perché quel che è certo che i pagamenti decorrono poi dalla data che è indicata in fattura, quindi purché il cliente l'abbia ricevuta questa fattura. Appunto, cosa bisogna capire, perché mettiamo che quella del 31 gennaio sono in ritardo, arriva al 15 di febbraio, ci sono dei tempi magari di solito limite per i pagamenti, soprattutto per pubbliche amministrazioni, anche se insomma... sì, anche se magari a volte... Dice non cambia nulla, ho capito, tanto sono in ritardo più o meno sempre, ecco basta, vabbè. Ci siamo già risposti. Allora, Tizia, torniamo invece al regime forfettario. Stavamo dicendo che... Altre comodità, diciamo, e vantaggi che ha? Sì, allora stavamo dicendo appunto prima che nell'indicazione che dobbiamo riportare come forfettari in calce alla fattura, indicheremo che la fattura non è soggetta ad IVA. Questo vuol dire cosa? Che io emetto una fattura a cui non applico il famoso 22%
aliquota ordinaria, diciamo, nei confronti di chi mi paga la fattura, quindi nei confronti del mio committente. Attenzione che così come l'IVA non la applico, quindi non la addebito, nemmeno me la detraggo, cioè non scarico l'IVA sugli acquisti perché non opera quel meccanismo di addebito, quindi rivalsa nei confronti del committente e recupero dell'IVA in acquisto e in entrata, IVA a credito, che garantisce alle partite IVA la neutralità. Di fatto è un regime che è già fuori IVA naturalmente. La banalizzo, imprenditore che poi compra il mezzo oppure una serie di strumenti utili per il suo lavoro, anche perché poi scarica l'IVA, cioè nel caso del forfettario non scarica IVA. Non si fa. Perché l'IVA è un puro costo, diventa un puro costo come se fosse sostanzialmente un soggetto, per così dire, privato o consumatore finale. Chiaro. Okay? Allora in questo senso è importante, siccome questo regime è il regime naturale ma non obbligatorio, è importante che il contribuente che vuole aderire fin dall'inizio del periodo d'imposta, quindi fin dal 1° gennaio 2019 al regime forfettario, abbia emesso per comportamento concludente, abbia aderito, e cioè abbia emesso fatture senza l'applicazione dell'IVA. Non applicare l'IVA implica anche che il contribuente forfettario non abbia l'obbligo di tutti quegli adempimenti che sono periodici e che sono correlati all'IVA: dichiarazione modello IVA, spesometro semestrale, comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA che sono trimestrali e altri tipi di comunicazioni che sono correlate a questa imposta. Altra semplificazione: il contribuente forfettario non subisce la ritenuta a titolo di imposta, di acconto sull'imposta quando emette la fattura, e al contempo non opera le ritenute alla fonte nei confronti ad esempio dei professionisti che paga, il commercialista che gli tiene la contabilità non è tenuto a operare la ritenuta alla fonte, proprio perché la norma consente, anzi stabilisce che non operi la sostituzione d'imposta per il contribuente forfettario, quindi entro il 16 del mese successivo il forfettario non deve correre a versare col codice 1040 l'F24 della ritenuta sul suo fornitore in sostanza. Quindi ha molti vantaggi anche da questo punto di vista. Semplifica anche da questo punto di vista perché non ci sono gli obblighi di predisposizione del modello 770, che è un altro dei dichiarativi con scadenza annuale. C'è l'obbligo di indicare però nella dichiarazione dei redditi, quindi nel modello, nel quadro RS del modello redditi, i codici fiscali dei soggetti nei confronti dei quali non è stata applicata la ritenuta. Allora io ho letto, poi ovviamente sono fatte tutte le ricostruzioni, perché secondo me sono poi quelle cose che interessano molto. Cosa succede se supero i 65.000? Abbiamo visto che si esce da questo regime, che dal 1° gennaio 2020 in realtà poi questa diventa fino a 100.000. Sì, però con un regime semiforfettario, cioè la quantificazione del reddito non avviene con il coefficiente di redditività ma secondo le modalità ordinarie, per cui a quel punto comunque non applico l'IVA, comunque non sono sostituto d'imposta, però sono soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica e devo anche tenere conto degli acquisti per determinare, secondo il criterio di cassa di competenza che regola, senza entrare adesso nel dettaglio, la quantificazione dei redditi per il lavoratore autonomo rispetto all'impresa, devo comunque arrivare, secondo i criteri ordinari del TUIR, a quantificare il mio reddito imponibile. Non ho i coefficienti sui ricavi. Ok? E gli acquisti? Non ho capito la questione degli acquisti. Cioè gli acquisti, se devo determinare il reddito imponibile secondo le norme ordinarie, se sono un professionista deduco i costi dai miei compensi. Però che non devo fare una rendicontazione di quei costi? La devo comunque tenere. Ovviamente avete capito dove sto arrivando. Devo comunque conservare. C'è una rendicontazione che io posso Chissà fare quanto anche veramente a fine ho speso. anno. Devo comunque conservare tutti i documenti ordinatamente e li devo riepilogare a fine anno e determinare per differenza fra ricavi e costi il mio reddito, non più in misura percentuale del fatturato. Non faccio la percentuale, sono forfettario sotto i 65.000, prendo la tabella, guardo qual è il coefficiente di redditività presunto, lo applico ai ricavi. Sono semiforfettario, quindi fascia 65.001, 100.000,
ricavi meno costi, quindi la documentazione sì la devo tenere fino a quando? Fino alla fine dell'anno sostanzialmente, impacchetterò tutto quanto, porterò tipicamente le carte al commercialista che mi farà però ci sono molti meno adempimenti, no? Questa è la cosa ci sono assolutamente, non ci sono assolutamente gli adempimenti relativi all'IVA. Molti faranno di tutto per stare nei 65.000, insomma, questo l'abbiamo verosimilmente sì. Anche chi magari nel 2018 aveva superato i 65.000 programmerà, ammesso che possa farlo, far slittare le fatture. Per il 2019 cercherà di avere un volume d'affari inferiore ai 65.000 euro per poi quantomeno beneficiare nel 2020 del nuovo regime. Secondo me, io vorrei che toccassimo al volo anche gli altri argomenti, perché ce ne sono molti interessantissimi. Allora, non abbiamo detto della cedolare secca degli affitti, questa è una cosa importantissima. È molto importante. Prima della pubblicità, anche se, poi arriviamo al saldo e stralcio. In cosa consiste? Dal 2019 sui contratti di affitto stipulati nel solo 2019, attenzione, e aventi ad oggetto immobili classificati in C1, vale a dire negozi o botteghe, di superficie fino a 600 metri quadri, è ammessa quella cedolare secca del 21% che già esisteva per gli immobili, gli affitti degli immobili abitativi. Ci si aspettava una norma molto più ampia come oggetto di applicazione, cioè che la cedolare venisse applicata a tutti gli immobili, agli affitti di immobili non abitativi, indipendentemente da dimensione o classificazione, ma evidentemente poi esigenze di gettito hanno consentito questa scelta, unicamente questa scelta. Perché la cedolare secca in teoria porta a un'emersione, no, del nero. Dovrebbe portare a un'emersione e forse anche a un'agevolazione, quindi un maggiore incentivo a una riduzione dei costi di affitto, perché non dimentichiamo che con la cedolare non si paga l'imposta di registro al 2% e nemmeno l'inquilino si può vedersi applicare gli adeguamenti Istat che bene o male qualcosa adesso hanno tornato ad aumentare. È appunto un'altra imposta forfettizzata sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF, e ovviamente anche qua va fatto un calcolo di convenienza, perché non sempre la cedolare è conveniente. La scelta spetta al locatore, nel caso siano più proprietari tutti possono anche singolarmente oppure tutti quanti optare per la cedolare. Deve essere fatta un'opzione già nel contratto di affitto, quando si stipula il contratto di affitto, oppure successivamente ai rinnovi annuali oppure alle proroghe del contratto. Ecco, attenzione, perché una norma cosiddetta anti-elusiva impedisce che si risolvano vecchi contratti già in essere nel 2018, prima del 30 settembre 2018, per farne di nuovi con gli stessi soggetti, con gli stessi inquilini, per beneficiare della cedolare secca. Questo non si può fare, cioè devono essere... Il contratto iniziato nel 2016 che va avanti per 4 anni non lo posso risolvere per farne uno nuovo, cancellarlo per farlo sempre con loro. Sì. Deve essere un contratto nuovo sotto tutti gli aspetti, quindi di oggetto e anche di inquilini soprattutto. Questo volevo capire, perché se io faccio un contratto nuovo ma cambio la cifra dell'affitto, devono essere le persone sono sempre le stesse. Soggetti diversi, ecco. Questo proprio per impedire di... E se erano due... No, il soggetto di solito è uno sempre. Ecco, poi chiaramente ci sono tutte quelle situazioni in cui magari sono forzature della legge, e lo stesso devo dire che non è possibile farle, insomma. Ecco. Non si può fare una furbata in questo senso. Va bene. Allora, Italo, anticipiamo la pubblicità di pochi secondi, ci fermiamo, poi arriviamo. Saldo e stralcio, ci sono tante cose... Quali? Rottamazione e saldo e stralcio, poi c'era anche la Bolkestein, in effetti, che è interessante. Perché telegraficamente, perché non è che sì, infatti telegraficamente ricorderei appunto altre cose riguardo appunto l'area della nostra costa. Allora, pochi istanti torniamo in diretta, vi aspettiamo. Ore 13, torniamo in diretta, dunque arriviamo a rottamazione e saldo e stralcio, quindi insomma, avete capito forse in quest'ora che stiamo passando insieme che è importante rivolgersi a professionisti iscritti all'albo, no? Seri, quindi riconosciuti, riconoscibili, perché spesso ci sono incidenti di percorso e che possono avere ripercussioni sulle tasche, quindi non da trascurare. Però
Letizia, ha il duro compito di farmi capire la rottamazione e il saldo e stralcio, quindi già non è una cosa facile. Ci proviamo. Qual è la differenza? Allora, intanto partiamo col dire che la rottamazione, parliamo adesso di rottamazione ter, cioè è la terza volta che il legislatore inserisce uno strumento volto a sanare debiti pregressi che si hanno col fisco, ok? Quindi sia la rottamazione sia il saldo e stralcio riguardano la sanatoria di posizioni pregresse. In particolare dal punto di vista tecnico si parla di ruoli affidati all'agente della riscossione, cioè l'Agenzia delle Entrate quando il debito è scaduto lo passa all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, l'ex Equitalia per capirci, che si occupa della riscossione. Sanatoria per i ruoli che sono stati formati, quindi passati dall'Agenzia delle Entrate all'ex Equitalia entro il 31/12/2017, ok? E questo accomuna entrambi gli strumenti. Il saldo e stralcio è stato inserito proprio dalla legge di bilancio e è riservato esclusivamente alle persone fisiche che dimostrino di trovarsi in una situazione di obiettiva difficoltà. Documentata da che cosa? Dall'ISEE che ha un valore inferiore ai 20.000 euro, per cui è necessario che il contribuente che vuole aderire al saldo e stralcio si faccia certificare dagli organismi che possono rilasciare il certificato ISEE, che ha un ISEE troppo basso. L'attestazione esatto di ISEE inferiore ai 20.000 euro quelle tasse, quelle non le posso pagare, quelle cose là. Quelle so che le ho, sono debiti che risultano peraltro che devono derivare o da dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente che non ha però pagato le imposte o dai cosiddetti controlli automatizzati. Sono esclusi quindi i carichi ad esempio che derivano dall'accertamento che l'ufficio ha fatto, quindi dai maggiori redditi che l'ufficio ha accertato a tavolino. Non sono compresi, e lo diciamo subito, era già previsto anche dal decreto legge 119 del 24 di ottobre del 2018, i debiti, i mini ruoli, quindi i debiti inferiori ai 1.000 euro che d'ufficio vengono stralciati se riferiti a ruoli prima del 2010? Tra il 1 gennaio 2000 e 31/12/2017. Sotto i 1.000 euro vengono direttamente cancellati. Perché abbiamo capito erano più un intralcio addirittura difficilmente recuperabili. Sono passati 20 anni, cioè, i costi della riscossione diventano a volte superiori di fatto a quello che è la possibilità reale, il gettito che possa derivare da questo tipo di debiti, ok? Allora, saldo e stralcio perché? Perché presentando il modello SA-ST il contribuente che dimostri appunto di avere un ISEE inferiore ai 20.000 euro ottiene un abbattimento di che cosa? Delle sanzioni in misura integrale, un azzeramento quindi anche degli interessi di mora, quindi di quegli interessi che derivano dal ritardato mancato pagamento, e un abbattimento delle imposte anche in linea capitale, scaglionato però a seconda del valore dell'ISEE. Cosa vuol dire in linea capitale? L'imposta pura, cioè io ho l'imposta pura di 100, se ho un ISEE inferiore a 8.500 euro pagherò l'imposta, il 16% dell'imposta, quindi solo 16. Per ISEE compreso tra 8.500 e 12.500 euro andrò a pagare il 20%. E il 35% per ISEE compresi tra 12.500 e 20.000 euro. Quindi saldo, perché lo strumento giuridicamente il legislatore ha inserito questo strumento che mi consente di ottenere il pagamento, e stralcio perché tutto quello che eccede il 16, il 20, il 35% viene appunto stralciato, in un certo senso rinunciato da parte del fisco. Laddove ci siano delle cause pendenti relativamente a quei carichi, il contribuente si impegna a rinunciare alla lite fiscale che ha già radicato. Situazione poi di obiettiva difficoltà è testimoniata anche mediante presentazione del decreto di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio ex legge, cioè derivante dall'applicazione della legge 3/2012, quella sul sovraindebitamento.
Cioè, se io ho chiesto al Tribunale di nominare un liquidatore che provveda alla vendita di tutti i beni del mio patrimonio per andare a sanare, ottengo un abbattimento, sempre azzeramento delle sanzioni, azzeramento degli interessi di mora, pagamento del 10% delle imposte pregresse. Ok? Allora, è il contribuente che è tenuto a documentare i requisiti di obiettiva difficoltà. Chiaramente gli uffici, in particolare l'Equitalia, l'ex Equitalia, certo. ma anche la Guardia, con l'ausilio della Guardia di Finanza e quindi l'accesso alle banche d'altro, devono fare controlli riguarda sulla solo regolarità. Sotto i 20.000 ISEE, quindi ISEE sotto i 20.000 euro esclusivamente. Chi sta sopra paga tutto, anche la chi sanzione. sta sopra può, no, chi sta sopra può aderire allo strumento della rottamazione. La rottamazione, anche questa appunto rottamazione ter, riguarda i ruoli affidati all'agente della riscossione entro il 31/12/2017 e anche la rottamazione ha come effetto l'azzeramento delle sanzioni, degli interessi di mora, pagamento invece dell'imposta in linea capitale oltre alle spese di notifica. Dovuta. Sì. Sostanzialmente sì. Allora, dottor Francini, dobbiamo chiudere, abbiamo pochi minuti ancora. Cosa aggiungiamo di quelle... Io ero curioso della Bolkestein, ma anche di questa dell'imposta il credito di imposta per le edicole. Cosa vuol dire? Beh, allora, diciamo, partiamo dalla Bolkestein. Sappiamo che la direttiva europea, appunto denominata Bolkestein, aveva indotto l'Italia a emanare una norma che rimetteva in discussione tutte quelle che erano le concessioni di posteggio pubblico, quelle aree pubbliche destinate al commercio cosiddetto ambulante. E era stata una norma discussa, alcuni comuni avevano già cominciato ad avviare i bandi per riassegnare le concessioni, pensiamo i mercati anche settimanali determinano questa problematica, cioè sono tutti posteggi assegnati in concessione di volta in volta. La normativa poi era stata via via prorogata, sospesa, fino a che la legge di bilancio accoglie appunto un esonero specifico dalla direttiva, quindi non si applica la direttiva per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche ai cosiddetti ambulanti. E qui credo che possono tirare un forte sospiro di sollievo, perché veramente è... Allora, c'era una telefonata, ma siamo fuori il tempo, non so se 3 secondi riesco a fare la domanda, ma... Pronto? Sì, pronto? Signora, buongiorno, la prego, ma siamo già fuori coi tempi. Prego. Velocissima, volevo solo sapere se il rimborso per quanto riguarda le spese di ristrutturazione della casa possono essere anche trasferite, cioè cedute a familiari anche prossimi. Quelle. Allora dipende, sì. Non tutte possono essere cedute a familiari, solo quelle diciamo degli cosiddetti incapienti, cioè chi non ha proprio un minimo di imposta da far valere. Cioè io che faccio il lavoro e sono incapiente lo posso trasferire a qualcun altro, lo posso trasferire a qualcun altro. Va bene, grazie signora, buongiorno, in extremis siamo riusciti, grazie per essere stati con noi, buona giornata a voi per averci seguito, ci rivediamo a partire dalle 18:30 con i telegiornali, poi questa sera vi ricordo 20:10 avremo ospite il sindaco di Treviso Mario Conte e la prima serata dedicata allo sport. Grazie e buona giornata.